Signore e signori, buon pomeriggio e ben ritrovati per quanto riguarda lo speciale dedicato alla partita tra Udinese e Sassuolo. Prendiamo la linea dallo stadio Friuli quando siamo al 19° minuto del secondo tempo. Il risultato vede Udinese 2, Sassuolo 0. Le reti sono state messe a segno da Lucca al 35° minuto del primo tempo. Molto bravo il giocatore, lesto ad anticipare il suo diretto avversario. Su invito dalla sinistra di Pereira ha infilato imparabilmente Consigli. Proprio al 10° invece del secondo tempo, grazie a Pereira, è stato molto bravo a entrare da sinistra in area, vincere la resistenza al suo diretto avversario ed infilare Consigli in uscita per il 2-0. Ma la nota negativa è che l'Udinese sta giocando in 10 dal quarto d'ora della ripresa per l'espulsione diretta di Paiero, reo di aver commesso un fallo a palla lontana nei confronti del suo diretto avversario. Siamo giunti al 20° della ripresa, 2-0. Io passo subito la parola a Enzo Cataruzzi che dallo studio vediamo come lui fino adesso ha seguito questo Udinese Sassuolo. Enzo. Ecco, buon pomeriggio a tutti. Naturalmente l'Udinese questa volta il tifo sarà totale, deve vincere assolutamente, altrimenti entra in una serie di guai quasi infiniti, per cui 2-0 è molto buono. Certamente la notizia dell'espulsione non è una bella notizia, perché evidentemente vuol dire che la squadra non ha capito ancora che cosa deve fare, non sappiamo ancora. Se non serviva un fallo di questo tipo, non serviva assolutamente, e quindi è andato a penalizzare la squadra, il giocatore che si è fatto espellere così inopinatamente a 30 minuti 25 minuti dal fischio finale. Certamente la squadra è partita non benissimo, vediamo ancora Silvestri che è incerto, molto incerto. Io credo che c'è un calcio di punizione a favore del Sassuolo proprio al limite dei 16 metri per un intervento poco ortodosso da parte, se non ho visto male, di Cabasele, per il tentativo insomma di anticipare il suo diretto avversario. Ha colpito invece in pieno, non ha preso la palla, ha preso il piede. Chiaramente il canovaccio tattico, parlando dallo stadio, dunque vivendo dal vivo la gara, è che chiaramente adesso il Sassuolo, che deve fare la partita, deve rimontare 2 gol col fatto che l'Udinese comunque è in inferiorità numerica. Qualcuno diceva una volta che non conta quanti giocano, ma chi gioca, come diceva il vecchio Lidas sul discorso appunto del proseguio della gara. C'è questo calcio di punizione, siamo ai 16 metri, poco più, all'altezza della lunetta dell'area grande di rigore. Vediamo sul pallone incaricato al tiro Lauriente. L'arbitro sta misurando, come si dice, la distanza fra il pallone e la barriera. Non sono 9,15 m, manco se vogliamo andare a misurarli, sono intorno ai 6 metri, 6,5 metri. Attenzione, parte il tiro sulla barriera, dunque nulla di fatto, respinge da difesa friulana. Ancora possesso palla sulla tre quarti a favore della formazione emiliana, che tenta, giocando largo, di avvicinarsi alla porta friulana. C'è questo cross, colpo di testa adesso di Festi che allontana il pericolo e scodella il pallone in fallo laterale. Attenzo. Ecco, sembra la prima frazione non è stata proprio divertente, ma il match mi pare che è stato molto fisico. La seconda frazione si dimostra molto interessante, non solo per il vantaggio dell'Udinese, ma soprattutto per questa espulsione che crea un nervosismo, un'aggressività particolare, forse anche troppa, e dove l'Udinese sta entrando in trincea. Il trincea è stare molti minuti, mi pare che la squadra non è in grado di mantenere un ritmo del genere, quindi è evidente che pare che sta facendo la gara. Ecco, c'è stata, vediamo cosa decide l'arbitro, riprendo la linea dal Friuli. C'è stata questa azione d'attacco da parte della formazione avversaria con doppia respinta di Silvestri quasi sulla linea, anche se magari sul secondo tentativo il portiere friulano poteva magari cercare di bloccare la palla. Ora il gioco è fermo perché c'è stata una reazione a catena, 2 giocatori dell'Udinese a terra insieme a un giocatore del Sassuolo, ma si riprenderà con una rimessa laterale sui 20 metri in fase d'attacco a favore della formazione emiliana. Approfittiamo di questa momentanea pausa sul campo, intanto sono giunti quasi al 25°, anzi al 24° minuto della ripresa.
e vi ricordo ancora che l'Udinese sta conoscendo per 2-0 sul Sassuolo, mentre a Firenze si gioca in contemporanea ancora fermo sullo 0-0 tra Fiorentina ed Hellas Verona. Almeno questi sono i risultati che ci sono appena giunti in questo momento qui dallo stadio. Il primo tempo non è stato proprio granché, però alla fine quello che conta, come si parlava con i colleghi qui in tribuna stampa, l'importante insomma che si sia sbloccata la partita e l'Udinese sia andata in vantaggio. Leggera, se permetti Enzo, nota così curiosa all'inizio della partita, quando è stato osservato il minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Iuliano, famoso centrocampista anni 60 e 70 sia del Napoli che della Nazionale. Il bello è che sugli schermi dello stadio è apparsa la foto di Paolo Pulici e tutti ci eravamo un attimo preoccupati perché eravamo rimasti un po' fermi nel coso. Sta di fatto che insomma c'è stato un errore da parte di chi ha pubblicato la foto, invece è quella di Antonio Iuliano, ha messo quella di Paolo Pulici che è vivo e vegeto e sta seguendo la partita. Tenzo. Incredibile, è incredibile anche come nell'occasione del Sassuolo, prima al 7° Laurente, che si è incaricato di una punizione molto insidiosa, e quindi adesso il Sassuolo tenterà tutto per tutto, deve rimarcare questo gol e quindi la gioca la morte, è concentrata nel difendere il risultato che è fondamentale. Ecco, c'è un fallo in questo momento fischiato in attacco a favore dell'Udinese per un contrasto in area di mano. Il giocatore del Sassuolo dovrebbe essere stato Trosbed, nel tentativo insomma di liberarsi, ha colpito direttamente con la mano e l'arbitro giustamente ha dichiarato fallo e dunque calcio di punizione a favore dell'Udinese. Il tempo passa, c'è una sostituzione. Ecco, entra in questo momento in campo il numero 16 Kikic ed esce Camara. Dunque per l'Udinese entra in campo, scusate, Ezibue e non quello che vi avevo annunciato prima. Ecco, finalmente hanno acceso anche la luce, così riusciamo a vedere qualcosa, perché il tempo si è oscurato anche in tribuna stampa e dunque senza le luci artificiali è un po' difficile anche leggere le formazioni. Dicevamo che prima sostituzione nelle file dell'Udinese è entrato Ezibue ed è uscito Camara, dunque rinforzo a centrocampo per la formazione friulana. Ora è Festi che si propone in funzione dalla destra, entra in area nel tentativo di sfondare, ma la difesa emiliana riesce a liberare e a ripartire contropiede. Recupera di nuovo la palla l'Udinese, siamo a centrocampo, adesso dovrebbe esserci un calcio di punizione, così per il fallo su Wallace proprio all'altezza della panchina avversaria. Intanto il cronometro per fortuna nostra scorre, siamo giunti al 27° minuto del secondo tempo e il risultato è sempre di 2-0 a favore della formazione friulana. Tenzo. Ecco, speriamo che Verona perda a Firenze, ci farebbe un grosso favore, d'altronde insomma noi giochiamo sul punteggio dell'Empoli di ieri, sul Verona di oggi, naturalmente questo ci farebbe un bel servizio. Dicevo prima, questa è una partita fondamentale per l'Udinese e anche per la società ci crede molto ancora in ciò, in questa squadra, e sta gettando, come si dice, il cuore oltre l'ostacolo, perché è evidente che questa è una partita fondamentale per il proseguo. E naturalmente bisogna capire se i giocatori sono consapevoli di questo spartiacque che ci porterebbe in una zona di classifica molto, non dico tranquilla e neanche convincente, ma molto più rassicurante dal punto di vista dell'autostima, in modo per continuare, no? Naturalmente io penso che il portiere dovrà essere sostituito nella seconda parte della stagione se continua con questo ritmo di incertezza, perché gioco forza Silvestri appunto è un punto di domanda per questa squadra. Abbiamo visto al primo tempo numerose incertezze proprio da hanno creato un po' ecco, per poco fallo in attacco, vediamo che l'ha fischiato l'arbitro, scusa, non capiamo, dovrebbe esserci un fallo in attacco, forse ha dato un calcio di rigore, vediamo cosa è successo, non capiamo bene, almeno dal gesto mi sembra fallo in attacco, però c'è stata un'uscita a farfalle di Silvestri
la stava per combinare grossa, infatti è calcio di rigore perché prende la palla in mano il giocatore del Sassuolo e si accinge ad avvicinarsi al dischetto per calciare il tiro dagli 11 metri. Tutto è nato, ripetiamo ancora, da un cross in oco, uscita a farfalle ancora una volta di Silvestri sulla falsa riga di quello che è accaduto nei minuti finali contro l'Hellas Verona. La palla è rimbalzata in aria e poi nel tentativo di allontanare c'è stato un contrasto e Festi ha colpito il suo avversario e l'arbitro non ha fatto altro che giustamente decretare il calcio di rigore. Quando siamo a minuti 29 nel corso della ripresa, calcio di rigore a favore del Sassuolo. Vediamo cosa succede, tutto pronto per l'esecuzione dagli 11 metri da parte del giocatore emiliano. Oggi Sassuolo in completa tenuta canarina, gialla fosforescente. Sta per partire, riprende la rincorsa, tiro, gol. Dunque accorcia le distanze il Sassuolo quando siamo giunti proprio al minuto 30 nel corso della ripresa e dunque è cambiato nuovamente il risultato allo Stadio Friuli. Udinese 2, Sassuolo 1 grazie al rigore messo a segno da Berardi, che ha spiazzato letteralmente Silvestri per il gol che permette alla formazione emiliana di accorciare le distanze. Ora avremo 15 minuti veramente di paura a livello completo, perché ricordo ancora che l'Udinese sta anche giocando in inferiorità numerica e ci auguriamo che i fantasmi precedenti già visti più volte sia in casa sia in trasferta non si rimaterializzino nuovamente sullo Stadio Friuli, anche se gli avvoltoi, devo dire la verità, sono già pronti in agguato a scendere in picchiata sul terreno dello Stadio dei Rizzi. Attento. Questo non ci voleva, perché adesso metterà a dura prova l'Udinese che giocando in 10 e con un Berardi che sarà scatenato perché vorrà anche ripristinare il suo livello di forma per essere preso in considerazione per la nazionale, per cui vedremo veramente dei minuti finali al Fornicotone e speriamo che l'Udinese tenga il punteggio, perché il 2-1 già ormai si va stretto e naturalmente si mette in grosse difficoltà. Abbiamo visto, come hai detto tu, numerose volte che all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, abbiamo Calcio buttato d'angolo via intanto. dei punti necessari. Speriamo che non succeda questa volta, perché come dicevo prima, questa è una partita di svolta in tutto e per tutto. Intanto c'è un cambio nelle file dell'Udinese, esce col numero 2 Festi ed entra col numero 3 Masina, dunque un difensore per un altro difensore, chiaramente cerca di cautelarsi ulteriormente l'allenatore Cioffi. Ora vediamo cose da scuola, ma neanche da tornei amatoriali. Chiaramente il giocatore è stato invitato dal direttore di gara a raggiungere il fondo campo per permettere la sostituzione. Probabilmente Festi non aveva capito o inteso che doveva uscire lui. Nel momento in cui stava andando via si è completamente rotolato a terra, robe degne da mai dire gol vecchia maniera. C'è adesso il calcio d'angolo a favore della formazione emiliana quando siamo giunti al 32esimo minuto del secondo tempo con il risultato di 2-1. Attenzione, ancora c'è pallone in aria, no, pallone fuori, calcio d'angolo nuovamente a favore del Sassuolo. Sassuolo chiaramente che adesso sta giocando a trazione anteriore ben marcata, con almeno 3 attaccanti di ruolo in campo e due mezze punte a supporto appunto della fase offensiva. Calcio d'angolo a favore del Sassuolo, pallone in aria, attenzione, limite dell'area, pericoloso questo cross, ma per fortuna la palla adesso si spegne sul fondo e sarà nuovamente calcio d'angolo, perché l'Udinese in questo momento è in momento di crisi, almeno sotto il punto di vista atletico. La squadra ha pagato, sta subendo psicologicamente il fatto di essere, ripetiamo, in inferiorità numerica, ma soprattutto il fatto di aver subito il gol che ha permesso alla formazione emiliana di accorciare le distanze. Praticamente si gioca in un fazzoletto di campo, ma quello che ci auguriamo ancora è che non si rimaterializzi quello che purtroppo più volte abbiamo visto nel corso della stagione. Palla laterale, si respira a favore dell'Udinese. Attento. Ecco, mi pare che anche il fallo di Bogelio su Pinamonti, naturalmente abbiamo visto questo arbitro non si porta molto bene, tra virgolette, e quindi dobbiamo stare abbastanza attenti anche un po' anche al fatto, come si dice, un po' alla cabala, no? Perché insomma con lui non abbiamo mai vinto
abbiamo pareggiato, abbiamo perso, per cui dobbiamo stare molto attenti anche a questo fattore. Sarà un po' di eh, scaramanzia, ma comunque sia in questo momento speriamo che l'Udinese tenga questa gara, come dicevo, è uno spartiacque non solo per l'Udinese, per i giocatori, per il tifo, ma anche per la società che vuol vedere in qualche modo un po' la fortuna girare un po', che non gli giri sempre le spalle, perché abbiamo visto che sul mondo all'ultimo momento abbiamo pareggiato con le altre gare che abbiamo visto ultimamente e quindi questo getterebbe un po' nello sconforto anche lo spogliatoio, no? Io dico che in questo momento il punto dole della squadra, sappiamo che non è una squadra di grande qualità, purtroppo è scarsa rispetto al Sassuolo, dobbiamo anche dirlo questo, ma la certezza che avevamo nel portiere non c'è più e questo ci crea un patrimonio d'animo che non è da poco, insomma, no? E crea un po' di incertezza anche nella difesa che in qualche modo cerca di tenere. Ecco, il centrocampo, come hai detto tu, ormai si gioca in un fazzoletto verso la, la, Certamente, la squadra certamente. dell'Udinese, quindi è un momento veramente, veramente Ecco, adesso difficile. c'è questa fase, come hai detto tu, insomma, quello che conta, e l'ho detto anch'io in apertura di cronaca, guardiamo il lato positivo al momento, cioè i 3 punti che sono non fondamentali ma importanti. C'è un'azione adesso di contropiede che però si spegne sul nascere a favore dell'Udinese, che chiaramente gioca di rimessa. Il pallone adesso è sulla destra per Pereira che cerca di andare, intanto la Fiorentina è passata in vantaggio sull'Hellas Verona e questo è un risultato più che positivo. Ancora bella giocata da parte di Pereira che entra in area dal fondo, la mette in mezzo, però intercetta la difesa emiliana e stenta la minaccia evitando il probabile gol del 3-1. Ora c'è una rimessa laterale, secondo noi rimessa a favore dell'Udinese, chiaramente, perché l'ultimo tocco è stato da parte di un giocatore emiliano, va sulla palla il numero 19 Ezibue che prova la rimessa, tenta di invitare Luca, ma è più lesto il suo avversario a intercettare il tentativo di rimessa a favore. Adesso si spazza la palla, io approfitto per lanciare il primo suggerimento commerciale, restate con noi. Cosa è Made in Carnia? È un portale informativo e una piattaforma e-shop di proprietà del gruppo Friuli TV. Diamo spazio alle attività della Carnia mediante servizi informativi, trasmissioni mirate, linee dirette con i sindaci e le amministrazioni. Inoltre puoi vedere le trasmissioni di Carnia Web TV con speciali settimanali e on demand. Stiamo allestendo e configurando la piattaforma con i vari inserzionisti. Vuoi essere presente anche te o avere informazioni dettagliate? Non esitare a contattare il nostro ufficio marketing via mail a info@friulitv.net oppure al numero 371 521 3748. Un nostro responsabile vi illustrerà nel dettaglio il progetto e le relative soluzioni commerciali. Made in Carnia, il portale della Carnia, è un marchio Friuli TV. E par concludi io soi Carnia Voice, la voce dalla Carnia. Un mandi e i visi chi sarin la prossime settimane a Force di Sore. Torniamo in diretta dallo stadio Friuli, il risultato sempre di 2-1, ma il Sassuolo è andato vicinissimo al gol del pareggio. C'è stato un cross dalla sinistra, difesa friulana è rimasta un attimo in confusione, il colpo di testa da parte di Berardi, però il pallone ha scheggiato il set ed è finito sul fondo. Ripetiamo ancora il risultato, 2-1 a favore dell'Udinese, Udinese che però è in inferiorità numerica dal 15° del secondo tempo per l'espulsione di Paiero, reo di aver commesso un fallo a palla lontana su un diretto avversario. Per lui rosso diretto e doccia anticipata. Canovaccio tattico è il seguente, minuti finali d'assalto da parte della formazione ospite, l'Udinese si sta chiudendo a riccio nella speranza insomma di portare a casa questi 3 punti che ripetiamo ancora non sono d'oro, sono di più, attenzione. Ecco, io vedo il tabellino perché il 65% del possesso palla è per il Sassuolo contro il 35-36% dell'Udinese. Il Sassuolo ha fatto ben 34-35 cross contro 6 dei nostri e quindi naturalmente questo è il problema. L'Udinese però ha subito 10 falli e le espulsioni naturalmente lo sta penalizzando. Ecco, questo, dando queste quote del tabellino, si vede come il Sassuolo è arrivato qui per comandare, per cercare di prendere in mano la
giocare. Adesso naturalmente che ha un uomo in più è chiaro che giocherà al 100%. L'Udinese in questo momento, chiudendo il rischio, ci sta consegnando un po' a quella sintesi che abbiamo visto in passato, a quella sindrome, quella paura di giocare a porte aperte, come si dice, a carte scoperte, perché in questo momento la Aia, paura... palo e poi c'è la parata di Silvestri ancora una volta su calcio d'angolo, difesa rimasta ferma, immobilizzata su se stessi, che ha dato tempo al giocatore ancora una volta a Berardi di anticipare il suo diretto avversario, colpire al volo di testa, ma la Dea Eopalla oggi sembra favorevole all'Udinese, palla sul palo pieno con Silvestri battuto e poi la stessa sfera è arrivata direttamente sulle mani dell'estremo difensore friulano, che ha permesso insomma di allontanare la minaccia. Siamo giunti a 5 minuti dal termine più recupero, con il risultato di Udinese 2 Sassuolo 1, rimessa laterale a favore della formazione emiliana, che chiaramente adesso sta diciamo così, accelerando le fasi d'attacco, e l'Udinese chiaramente chiusa indietro, però c'è molti buchi difensivi, tiro calcio d'angolo ancora, ripeto, molti buchi difensivi. L'Udinese purtroppo i giocatori stessi hanno pagato dazio in un certo senso a livello psicologico al momento in cui hanno subito il calcio di rigore, che ha permesso alla formazione del Sassuolo di riaprire in un certo senso la partita. C'è questo calcio d'angolo, il cronometro scorre, mancano 4 minuti e mezzo più recupero e saranno almeno 5 ancora oltre l'extra time da giocare, con il risultato di 2-1. Ora, come sempre, persa la palla nuovamente, cross in aria, non c'è nessuno, attenzione, clamorosi buchi difensivi, veramente si sta soffrendo in questi minuti finali per chi vede bianconero. Il cross però è innocuo, finisce sul fondo per la rimessa laterale rimessa dal fondo da parte di Silvestri. Si perde tempo, chiaramente, che diamo adito poi al direttore di gara di recuperare minuti, e poi se succede il patatrack magari poi il direttore sportivo dà colpa all'arbitro. Dunque si riprende con un calcio di rinvio a favore dell'Udinese. La curva nord e anche gli altri settori dello stadio stanno incitando la squadra a tenere duro, importante portare a casa questi 3 punti per riprendere un cammino importante verso e uscire soprattutto dai pantani pericolosi della laguna della red zona retrocessione. Ricordiamo ancora anche che la Fiorentina sta vincendo per 1-0 sull'Hellas Verona. Tenzo. È chiaro che Aia, rigore, calcio di rigore per il Sassuolo, quando siamo giunti al 42esimo minuto del secondo tempo. Nuovo calcio di rigore, è andato completamente a nozze l'attaccante, presumo ancora una volta Berardi, ma tu dallo schermo, Enzo, mi saprai dare ulteriori delucidazioni in merito. Rigore che almeno da parte mia mi è sembrato netto, in ritardo nettamente il difensore che ha colpito in pieno il giocatore avversario, e l'arbitro è stato gioco forza costretto ad assegnare il calcio di rigore. Non ci sembra che non c'è comunque consultazione al VAR, almeno da quello che stiamo vedendo. L'arbitro ha già dato mandato a Berardi di poter partire per eseguire il calcio di rigore. Mancano 2 minuti e mezzo più recupero al termine e il Sassuolo è vicinissimo al pareggio. C'è questo calcio di rigore, parte il tiro di Berardi, tiro, rete. Eccolo là. Rete di Berardi al minuto 43 in questo momento. Dunque tutto da rifare, 2-2 tra Udinese e Sassuolo, e soprattutto saranno 2 minuti più recupero veramente terribili per chi vede bianco-nera in questo momento. La sensazione è che la luce si è spenta nettamente, e quello che purtroppo abbiamo ribadito più volte nel corso della stagione, abbiamo visto, è un film già scritto, e questo ai noi non è proprio positivo. Speriamo solo che il cronometro vada avanti e non si combini altri disastri. Ancora una volta, insomma, la difesa e il centrocampo, Dio ne us deliberi, come direbbe qualcuno. Attenzione. Gli ultimi minuti dell'Udinese sono sempre veramente drammatici,
oltre che una difesa ballerina, e poi è chiaro che la sindrome della sconfitta che è stata, che ha preso tutta la squadra, e in questo momento è nel panico più totale, non dare causa all'arbitro, perché evidentemente c'era questo marasma che ha portato proprio al pareggio. Ora tenere il pareggio è già una vittoria, tra virgolette. Attenzione, contropiede dell'Empoli, Scalò del Sassuolo, limite dell'area, entra dentro, siamo all'altezza dell'area di porta, però si incespica l'avversario. Adesso c'è un contropiede a favore dell'Udinese con portatore palla Pereira che cerca di servire Lucca isolato in avanti. Lucca al limite dell'area, servizio molto bello, limite dell'area, tiro, parata, ancora respinta, e poi Lovric praticamente a portiere battuto incespica sulla palla e non riesce a portare nuovamente l'Udinese in vantaggio. Dunque finale molto thrilling, ripeto, soprattutto per chi vede il bianconero. L'Udinese, ricordiamo che era avanti di 2-0 sul Sassuolo, sembrava che la partita insomma si potesse tranquillamente portare in porto con i 3 punti, ma poi ai noi 2 calci di rigore, ripetiamo, netti, indiscutibili, hanno permesso alla formazione del Sassuolo di ribaltare la partita, dunque di almeno in questo momento di acciuffare il pareggio. E ricordiamo anche ancora una volta, per chi si fosse messo in audio in questo momento in ascolto, l'Udinese sta giocando in 10 dal 15° del secondo tempo per l'espulsione di Paero. Intanto entrano Sosa al posto di Lucca, e poi vediamo ancora, c'è il cambio, sta entrando Sexes, dunque Sexes in campo al posto di Lucca, perché non combaciano il cartellone, dice una cosa mentre dal campo vediamo altro. Dunque ripetiamo, cambio nel filo dell'Udinese, esce Lucca che ha finito la benzina ed entra Sexes, nella speranza che il giovane giocatore insomma riesca ad approfittare e a sviluppare al meglio questi minuti finali che il suo allenatore gli concede. 5 minuti sono intanto stati assegnati da parte del direttore di gara, dunque ancora 300 secondi di sofferenza per chi vede bianconero allo Stadio Friuli. 2-2, chiaramente Canovaccio tattico è questo, pallone e fase d'attacco a favore della formazione emiliana. L'Udinese si chiusa a riccio dietro, una sorta di difesa a 5, praticamente 5-4-1, nella speranza insomma di non combinare altri disastri sportivi. Attenzione. Insomma, stiamo vivendo una pagina veramente drammatica della squadra dell'Udinese, perché evidentemente sì, è vero, erano in 10, ma erano anche 2 gol di vantaggio, in qualche modo dovevano un po' gestire, però l'incertezza della squadra difensiva sta facendo diverso. 5 minuti sono una vita lunga. Tanto scusa Enzo, è stato ammonito Pereira dal direttore di gara che ha concesso un calcio di punizione a favore del Sassuolo. Siamo in pieno recupero, adesso la palla è sulla 3/4 avversaria e il Sassuolo si porta avanti alla ricerca insomma di questi ultimi assalti, nella speranza per loro di ribaltare decisamente e completamente a loro favore la partita. Sarebbero guai per l'Udinese, perché sarebbe un tunnel veramente drammatico nel momento in cui il Verona sta vincendo, e quindi la vittoria sarebbe stata non solo salutare ma di più. Un pareggio naturalmente non ci accontenta, ma naturalmente dovesse arrivare il pareggio, benedetto il pareggio a questo punto, perché ne abbiamo visto in tutti i colori. Abbiamo visto gettare al vento un vantaggio di 2 lunghezze, abbiamo visto un'espulsione gratuita perché se l'è cercata il giocatore dell'Udinese, e abbiamo visto una difesa in affanno. Quindi io penso che Cioffi dovrà lavorare molto, ma molto, soprattutto sulla testa dei giocatori, perché devono rendersi conto che non possono mettere a repentaglio un campionato giocando, diciamo così, in modo molto svagato. Sono dei professionisti e devono anche rendersi conto di questo, insomma. E poi Silvestri bisogna che gli venga dato qualche turno di riposo, perché qui non ci siamo assolutamente. No, ti do completamente ragione su quello che hai fino ad ora commentato. Purtroppo, ripetiamo, è un film, è anche un disco rotto in un certo senso, visto e rivisto più volte nel corso della stagione. Nel corso, dicevo, della stagione, con questi momenti di blackout
che si materializzano quando l'Udinese gioca e soprattutto quando l'Udinese è in vantaggio, perché ripetiamo aveva un doppio vantaggio come col Verona, ripeto, l'ho detto, sta giocando in 10, però l'importante non è quanti giocano, come diceva il vecchio Lidl, ma chi gioca. E qui purtroppo la seconda frase coincide sul fatto che è una squadra che purtroppo alla prima difficoltà sparisce e alla fine, invece di cercare di mantenere il risultato e di tirare fuori gli artigli, come si dice in questi casi, purtroppo subisce l'avversario. E questa sera e qui al Friuli non è l'Inter ma bensì il Sassuolo, e rischi non solo di pareggiare come la situazione, ma rischi addirittura di portare a casa al contrario i 3 punti a favore degli avversari. È incredibile come mai non giochi Samasic, che è il giocatore di più qualità che abbiamo in questa squadra, ed è incredibile che Lovric sbaglia ancora una volta a porta vuota praticamente. È lui che ha perpetrato il rigore e la sconfitta la scorsa volta, è lui che in qualche modo ha cercato di metterla tutta, ma quando è al momento che deve guagliare, come si dice, non lo fa. Il 3-2 sì, certamente quello che dici tu. Ecco, non possiamo dare la causa a tutta la società, perché evidentemente noi stiamo vedendo che quei giocatori, dei professionisti, stanno facendo veramente cose turche, come si dice, no? È una cosa incredibile che una squadra di questo tipo, che oggi aveva tutto il favore, diciamo così, del gioco, anche il primo tempo è stato non molto bello, ma comunque i 2 gol di vantaggio li aveva, ha gettato ancora una volta al vento una vittoria, ed è la quinta vittoria che viene buttata al vento, insomma. Il pareggio ci può solo far piacere, ma non ci accontenta per quello che ci aspettavamo. Ecco, adesso ancora il Sassuolo, è sottosatto con l'Empoli. Sassuolo in possesso di palla, siamo sulla 3/4 della linea difensiva dell'Udinese, chiaramente Udinese chiusa a riccio, mancano pochi secondi al termine, ma nessuno marca, intanto il pallone rimane ancora in possesso del Sassuolo, oggi con una vistosa maglia giallo canarino, stile lavori in corso stradali, che dà molto, come si dice, nell'occhio, anche non solo da casa immagino, ma spara bene in video, ma spara bene anche per chi è presente allo stadio. La palla rimane ancora a favore della formazione emiliana, colpo di testa, e ancora niente da fare, non si allontana la minaccia, Scodella, ancora pallone pericoloso, e per fortuna il tiro, il match point da parte ed è finita, finisce qui. Dunque il Sassuolo si è trovata tra i piedi il match point addirittura per portarsi sul 3-2. La tifoseria giustamente fischia, perché se sul 2-0 si esultava ma non si era visto calcio, sul 2-2 si è visto molto di peggio. Dunque termina allo Stadio Friuli la partita tra Udinese e Sassuolo 2-2. Vi facciamo velocemente la cronaca per quanto riguarda la sequenza temporale dei gol. Udinese in vantaggio al 35 minuto del primo tempo, con Luca che è stato molto bravo ad anticipare di testa il suo diretto avversario su una pennellata dal fondo da sinistra da parte di Pereira, e mettere la palla alle spalle dell'estremo difensore Consigli. Al 10° del secondo tempo raddoppio dei friulani, con Pereira che ha rubato il tempo al suo diretto avversario, è entrato in area, ha vinto la resistenza del difensore emiliano e di sinistra ha battuto imparabilmente la disperata tentativa di Consigli. Fino a qui tutto bene, poi inizia il disastro con 2 calci di rigore assegnati giustamente dal direttore di gara, che hanno permesso a Berardi di fare doppietta oggi dai 12 metri e portare a casa all'Empoli un punto importante, mentre il punto per l'Udinese serve esclusivamente a poco, anche perché se non è successo altro la Fiorentina ha battuto il Verona per 1-0, e dunque i risultati che stavano maturando nel corso di questo turno calcistico erano decisamente favorevoli. Ti racconto quello che sta succedendo allo stadio in questo momento e che stai probabilmente vedendo tu in diretta televisiva. La curva nord a gran voce ha chiesto ai giocatori di andare sotto la curva e dare spiegazioni per l'ennesima prestazione opaca da parte della truppa di Zoppi. Quello che purtroppo abbiamo visto ancora oggi è una squadra che è una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, non gioca, non c'è gioco,
molta confusione per quanto riguarda l'impostazione, poi se hai anche la fortuna di portarti doppiamente in vantaggio grazie agli unici 2 errori difensivi dell'avversario, poi non sanno tenere, non sanno coprire e al minimo errore subiamo i gol da parte degli avversari che entrano in area e gioco forte. Vediamo 2 calci di rigore veramente inevitabili, anzi 2 calci di rigore giusti a favore del Sassuolo, ma rigori che si potevano tranquillamente evitare. Non puoi difendere, lasciare buchi enormi con la squadra avversaria in avanti che deve ricercare il gol e tu invece di difendere vai in giro per il campo a pensare a raccogliere sconfitte in stagione non proprio consona per quanto riguarda questa tipica erbetta naturale del Friuli Venezia Giulia. A te Enzo per il telegramma finale. Non solo, ma era un'espulsione anche da evitare, perché è stata fatta un fallo a gioco fermo e quindi vuol dire che il giocatore non ha capito l'importanza della gara. Naturalmente ci troviamo a 13 punti con il Sassuolo che sale a 16, potevamo avanzare il Sassuolo. Siamo a pari con Cagliari, il Verona e la Salernitana sono già quasi iniziate e l'Udinese con Cagliari se la gioca, noi dobbiamo andare a giocare con Torino la prossima volta. È una gara veramente difficile. Tanti auguri all'Udinese, ma certamente salveremo, ma ci salveremo tanto detengono solamente alla prova. Comunque sempre forza Udinese, naturalmente. Siamo ancora, chissà, aspettiamo ancora la prima Bene, grazie a Enzo Cataruzzi, grazie ai nostri amici vicini e lontani per la visione all'ascolto. Ricordo ancora il finale allo Stadio Friuli, Udinese e Sassuolo 2-2. Non resta che augurare a tutti voi, a gentili amici e amiche sportivi e sportive, la più cordiale prosecuzione di giornata, una buona domenica a tutti. Grazie ancora e alla prossima per quanto riguarda le dirette e gli speciali dedicati all'Udinese.